In Veneto esplode il caso Benetton. Dal 2014 il gruppo di Ponzano Veneto potrebbe bloccare le commesse esterne a oltre 100 laboratori artigiani. Confartigianato Abbigliamento lancia l'appello: la produzione resti sul territorio. Ivan De Menego. Un divorzio doloroso che per una delle due parti ha risvolti drammatici è quello che si sta consumando in questi giorni in Veneto tra la Benetton e la miriade di piccoli laboratori tessili che gravitano attorno al colosso della moda trevigiano. A partire dal 2014 il gruppo di Ponzano Veneto avrebbe deciso di dismettere la gran parte delle lavorazioni fatte in Italia, procedendo allo stop degli ordinativi da ditte esterne. La notizia è trapelata dall'incontro del 6 febbraio tra imprese e sindacati. L'operazione dovrebbe riguardare circa 130 laboratori sparsi in tutto il paese, con una forte concentrazione nella zona della Marca, per un numero di dipendenti difficilmente stimabile. Si sta chiudendo un capitolo della nostra storia fatto di operosità, ingegno e creatività, ha commentato il presidente della regione Luca Zaia. A questa crisi, infatti, si somma quella dell'Electrolux e di altri marchi storici come Stefanelle e Marzotto, che hanno rinunciato da tempo alla produzione in Italia, decretando di fatto la fine di quel modello di sviluppo del Nord-Est nato dal fit-intreccio tra piccole imprese e industria. Non siamo più appetibili per i nostri committenti. Questo, cioè, io non posso biasimare anche la Benetton o altri nostri committenti. È il sistema che è sbagliato attualmente. Purtroppo è questo il guaio. Non possiamo competere con stati o nazioni in cui il prelievo fiscale è molto inferiore al nostro, i contributi dei dipendenti sono molto inferiori. Quello che a me dispiace è che lasciano tutto quanto il territorio facendo, secondo me, danni enormi al territorio, perché muore tutta quella produttività, tutta quella capacità produttiva che noi avevamo. Nei tempi d'oro il sistema legato al gruppo Benetton contava fino a 3.000 laboratori contoterzisti, dando lavoro a oltre 20.000 addetti. Dalla fine degli anni '80 in poi, complici i costi della manodopera inferiori anche del 40% rispetto a quelli italiani, le produzioni tessili sono state spostate all'estero. Oggi, di quella complessa filiera di subfornitura, rimangono circa 100 ditte, o poco più, la cui sopravvivenza è appesa a un filo. Se perdiamo anche questa, il manifatturiero ha un altro bel colpo forte, perché non dimentichiamoci che non c'è solo la Benetton, ma c'è anche l'Electrolux e ci sono anche altre aziende che ormai stanno delocalizzando del tutto. Benetton ha dato molto e ha avuto molto, spiegano gli artigiani, che ora chiedono che si faccia ogni sforzo per mantenere la produzione in questi territori. Confartigianato rilancia la proposta avanzata quest'estate al gruppo dei Colori Uniti, la creazione di una linea di prodotti di fascia medio-alta realizzati esclusivamente in Italia, riconoscibili dal marchio di qualità di Confartigianato 100% Made in Italy. Facciamo un prodotto, vediamo se funziona, per il Made in Italy è molto ricercato, però è ricercato il Made in Italy di qualità, no Made in Italy fatto in Cina o da un'altra parte.